10 saggi, noti docenti universitari in ambito giuridico, economico e scientifico. La squadra del Comitato Tecnico Scientifico di Veneto Sviluppo, la finanziaria della Regione Veneto, esperti che dovranno delineare gli scenari del Veneto che dovrà essere fra i prossimi 15 o 20 anni, gettandone le basi subito attraverso i piani concreti da inserire nel Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza e quindi avere una base solida per essere accettati e finanziati attraverso i 235 miliardi appannaggio dell'Italia. Beh, diciamo come accade ad esempio nella sanità, ci sono gli scienziati che danno la direzione, ovviamente danno le linee guida, dopodiché sta a noi, confrontandoci con gli operatori economici, decidere quale intraprendere. Valutava che il recovery plan in pratica deve essere fatto con progetti che poi vadano accettati? Assolutamente sì, che siano reali, che non siano fuffa, che non siano dispersione di fondi e che creino occupazione e creino economia, è esattamente quello che ci creano le imprese e i cittadini. È un board molto variegato. È un board molto variegato dove ci sono scienziati di altissimo livello, parliamo del professor Villoresi che è uno dei massimi esperti in ambito di meccanica quantistica, settore spaziale, settore dell'energia, settore delle biotech, intelligenza artificiale, quindi tutti i settori sono stati rappresentati. Accanto però anche a economisti di grande livello che potranno dare un supporto sul tema soprattutto della politica industriale, sui modelli di politica industriale e anche dei giuristi fiscali, perché non dimentichiamoci che la crescita si fa anche definendo le regole. Ogni quanto il board si farà sentire, rispetto alle sue valutazioni? Ma allora il board avrà delle riunioni calendarizzate bimestrali. Però naturalmente avrà facoltà di auto-organizzarsi, essendo totalmente autonomo e potrà decidere poi anche di collaborare, di circoscrivere i vari ambiti per operare autonomamente. Dopodiché io credo che nel momento in cui i suggerimenti, le idee cominceranno a prendere forma, vedremo di comunicarlo anche all'esterno.